Ciao Flora, ma e casa tutto pulito? Ciao, cosa ha avuto? Solito, sono mia gatea. Ecco una roba. Cosa? A gatea mi perde il pel. Ah, ma non sta per paura. A Milù, te sa, a Milù. Sì, lo so, ma una bella gatea te. Sì, per cui sì, ma mi te sa, sono sempre ansiolitica. Ma se muscia, cosa ha avuto lei il periodo? Sì, tesoro, sì, ma io c'ho mal il veterinario. Le cose che il pel ti resta sul divano, ma... Qui a ma mio c'ha mal. Non è grave, Flora. Ma ti dico che mio c'ha mal veterinario, sì, tesoro. bene, Per non saperne lei da ne scriva. No, ti ha fatto bene, Ho messo l'elenco telefonico surato, Ecco, Voluto saperla? Sì. Ho messo l'elenco surato, Ho trovato il numero del veterinario. Ti ha telefonato il veterinario Aspetta proprio? aspetta, mi tiro su un tocco di carta che va sempre bene. Sì, cara mi sono Dio. voltata un attimo, carta e penna. Sì. Si vede che era un po' di aria che mi ha girato la pagina. No? Dell'elenco del telefono. Dell'elenco telefonico. Ti ha girato la pagina. Ecco, ho tirato il numero del meccanico delle biciclette. Ma non ti dovevi telefonare al veterinario? Sì, tesoro, ma mi non messo in corta, convinta di aver ciappato il veterinario. Ho tirato il meccanico delle biciclette. Ma a chi gli ha tu telefonato? Al meccanico delle biciclette, convinta di chiamare il veterinario. Non te era neanche in corta? Mi no, tesoro. Ma come è andata a finire? Sono andata a sceta. Pronto? Al telefono? Sì, tesoro. Pronto, buongiorno signora. Cara da Dio. Mi dica. Ecco il bar che ho detto, mia amica che perde il pel. Cosa ho da fare? E che altro cosa ti ho risposto? E mi ha risposto, due sei robe signora, o che sbassa a sea o che alza il manubrio. E beh, Gio, cosa ha avuto che te dire? E mi ha risposto per il suo mestiere, se sto qua aggiustava la bicicletta e si vede che... ma non gli era dottora? No, ma non era dottore, no. Insomma, dai, ma ti ha dato un consiglio? Un consiglio, beh, Porta pazienza, fa il suo mestiere, sì, queste lì.